Effetto Covid-19 sulla cassa integrazione. Secondo quanto rende noto l'Istat, ad aprile 2020 il numero di ore complessivamente autorizzate è stato pari a 772,3 milioni. Nello stesso mese del 2019 erano state 25,3 milioni. L'INPS chiarisce che ad aprile 2020 il 98% delle ore di cassa integrazione ordinaria e in deroga sono state autorizzate con la causale emergenza sanitaria Covid-19. Nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad aprile 2020 sono state 713 milioni, per quella straordinaria 12,4 milioni e in deroga 46,9 milioni. Quest'anno, a causa della pandemia di Covid-19, il mercato auto toccherà il livello più basso mai registrato da inizio secolo. Secondo i dati dell'ACI, tra marzo e aprile il crollo medio è stato dell'80%, con 370.000 prime iscrizioni di veicoli in meno, 300.000 delle quali auto. A maggio non si è registrata una ripresa significativa, anche se a fine mese la flessione potrebbe risultare più contenuta, grazie alla ripartenza della produzione di alcuni brand di componenti e concessionari. Nel 2020 le prime iscrizioni di veicoli nuovi di fabbrica scenderanno ben al di sotto degli 1,6 milioni rilevati nel 2013. Destinare alle piccole e medie imprese almeno 50 miliardi del Recovery Fund. È la proposta lanciata da CEA-PME, la Confederazione delle PMI europee, in una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. CEA-PME raggruppa 22 associazioni di PMI europee, tra cui l'italiana Confapi, e rappresenta 2,1 milioni di imprese che occupano 16 milioni di lavoratori. Generali chiude il primo trimestre con un risultato operativo che si attesta a quota 1,4 miliardi, in aumento del 7,6%. Cresce del 14,6% il risultato operativo del segmento danni, trainato sia dalla performance tecnica, che più che compensa il calo del risultato degli investimenti, sia dal positivo contributo della nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogallo. Sostanzialmente stabile il risultato operativo del segmento vita.